non affitta. Va ora in onda Pesca dalla rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno, ed eccoci qua oggi con un'altra voce fiera di una nuova prospettiva. Ci parlerà oggi di segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile Valentina Cavalieri. Buongiorno Valentina. Buongiorno. Laureata in biotecnologie mediche, molecolari e cellulari, oggi lei si definisce un'osservatrice silenziosa delle meraviglie altrui. Si occupa di epigenetica. Nasce in una giornata di ottobre del 1985 immerso nella stagione che più ama. Foglie che gialliscono e cadono, cieli tersi, nebbie mattutine, aria frizzante e pioggia, bagnare tutto. Tempo di raccolta di castagne e di zucche, torta di mele, profumo di cannella. Fin da piccola ama le storie, divora libri, si immerge in universi paralleli in cui tutto può accadere. Ha un armadio pieno di cappelli, uno per ogni ruolo che ha ricoperto finora, quello della figlia, quello della donna, della madre e chissà. Di questi e di altri cappelli ci parlerà oggi la nostra ospite. È qui con noi Valentina Cavalieri che ci racconterà quali sono gli ingredienti della sua ricetta di donna e di freelance. Cito apposta la canzone Ricetta di donna interpretata da Ornella Vanoni perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980 è scritta dalla Vanoni stessa con Amerigo Paolo Castella, Sergio Bardotti, Toto Savio e Michele Zarrillo. Buongiorno e ben arrivata Valentina. Buongiorno a te Luisella e a tutti gli ascoltatori. Valentina. Cognome? Cavalieri. Città? Nata a Reggio Emilia, abito a Lecco. Professione? Tecnicamente sarebbe life coach, praticamente sono un'osservatrice. Osservatrice silenziosa delle meraviglie altrui, ti sei definita nella tua biografia. E che cosa fa un'osservatrice silenziosa delle meraviglie altrui? Accompagna, principalmente accompagna in particolare chi ha bisogno di lasciare andare pezzi del passato che ancora lo trattengono in situazioni che non sente più sue, e come silenziosamente accanto, come una guida che mostra semplicemente il panorama e poi il passeggero. E cosa non fa invece un'osservatrice silenziosa delle meraviglie altrui? Dice dove andare e dice cosa fare. Da quanti anni sei in rete al femminile, o possiamo dire giorni nel tuo caso? Nel mio caso direi che sono giorni, esatto, sono una nuovissima entrata. Benvenuta allora in rete al femminile. Perché sei in rete al femminile? Allora, la scelta di entrare in rete al femminile è stata necessaria poiché ho scoperto su di me le difficoltà dell'essere una freelance o comunque di lavorare da sola. E la difficoltà e il senso di solitudine sono molto forti, che sono abbastanza simili in realtà anche a quelli di un genitore single, in realtà, perché il trovarsi da soli in situazioni estremamente più grandi di sé e dover ammettere che in realtà è insieme che si va avanti, non da soli. E questa è diventata la necessità. Ho sempre cercato di fare rete anche in diverse situazioni, in diverse modalità, prendo un centro olistico, ed è sempre stato la chiave per me. È un po' un fil rouge che lega tutte le professioniste di rete al femminile questo, perché mi stai dicendo cose che mi risuonano, insomma. Senti, qual è il potere delle donne nel mondo del lavoro? Le donne hanno il potere di creare e costruire nel modo più equo possibile, se gli viene permesso di farlo. E la struttura della leadership diffusa di rete al femminile per me ne è l'esempio più grande, peraltro ha tantissime similitudini anche con le modalità di leadership che ci sono in alcune in alcune popolazioni native in cui vige ancora il matriarcato, parola estremamente abusata in questo momento, ma in realtà il matriarcato non è il governo delle donne, ma è una sorta di leadership diffusa ed è un aspetto molto interessante di cui non so tantissimo, non sono esperta, però quando ho avuto la possibilità di approfondire un pochino mi ci sono proprio tuffata a pesce perché lo trovo una meravigliosa modalità di guida.
Grazie. Mare o montagna? Mare, Mare. Prosa o poesia? prosa, Rock o musica classica? rock. Rock. Hai una canzone preferita? Tangerine dei Led Zeppelin. Ce la vuoi cantare? No, assolutamente no. Ma nel tuo lavoro c'è più rock o più musica classica? Nel mio lavoro c'è un bellissimo connubio tra le due. Ogni situazione ha il suo momento. Senti, poi chiariamo comunque una differenza tra la genetica che studia la struttura del DNA, mentre il tuo lavoro è l'epigenetica, cioè, mentre tu ti occupi di epigenetica, che è il modo in cui i geni si esprimono, ovvero quanto siano accesi o spenti. Ma è quindi genetica della genialità, cioè di cui ti occupi tu? È l'osservazione della genialità interiore di ognuno di noi. Perché tutti, bene o male, siamo geniali in qualche cosa. Sì, assolutamente sì. È il modo in cui il nostro sistema, io quando parlo di sistema parlo del corpo, dell'anima, della mente, di tutti i nostri corpi sottili, anche per chi studia anche questi aspetti, e sono un unico sistema, un'unica cosa, non siamo più parti, non c'è un cervello che fa le sue cose, un muscolo che fa ad altre, siamo un'unica cosa che si muove all'unisono, ognuno con i suoi ruoli. È una leadership diffusa anche quella del nostro sistema realmente. Ed è per quello che per me è così importante anche questo aspetto, no? Del fare rete, perché noi siamo una rete dentro di noi e osservare come il nostro sistema si adatta all'ambiente, alle situazioni, a quello che mangia, a quello che respira, alle persone con cui parla, con cui crea una relazione, è magico, perché ognuno ha la sua modalità, la sua soluzione che è unica ed è legata a non solo a quello che, di cui fa esperienza quotidianamente, ma anche di quello che si porta dietro in termini di memorie, di esperienze, e anche di eredità. Scusa un secondo che devo fare una cosa tecnica, magari se il mouse giusto sul cellulare. Ok, allora. Perfetto. Dunque, cinema o teatro? Cinema. Hai un genere preferito? Ma in realtà no, mi piacciono, mi diverto con quelli di avventura, quelli dove ci sono all'Indiana Jones, e poi sono una gran nerd e quindi io sono una fan sfegatata di Star Wars in realtà, quindi Senti, quel genere, diciamo. quindi anni 60, 70, 80? 70. Perché? Per l'idea di libertà e l'aria che si respirava in quel periodo, principalmente poi perché gran parte delle opere rock più belle arrivano da lì, quindi sono un po' di parte. Colore preferito? Il ottanio, questo. Ah, che meraviglia, bellissimo. Come ti risuona l'ottanio? Non lo so, è la sua profondità. Trovo che abbia una profondità notevole e poi si abbini benissimo con l'oro. Quindi Sì, sì, è ho proprio vero. pitturato tutta casa, praticamente. Bellissimo, anch'io adoro la combinazione ottanio-onio. Senti, segno zodiacale. Bilancia ascendente Sagittario. E questo cosa ci racconta di te? Ci racconta che sono sempre alla ricerca di un equilibrio interiore ed esteriore e ho una notevole propensione per i viaggi, e nel mio caso viaggi mentali. Però sì. Senti, una citazione preferita tua o di altri, insomma, c'è una frase che ti risuona, che rispecchia un po' il tuo modo di pensare, il tuo modo di essere. Ce ne saranno tantissime, immagino, ma... Sono molte, devo dire che stando sempre nella mia anima nerd e fan di Star Wars, citerò il maestro Yoda che dirà fare o non fare, non c'è provare. Senti, 3 sostantivi che ti definiscono. Allora, l'autenticità, che non è un sostantivo in questo caso, perdiamoci così, la coerenza,
E poi l'aspetto della cura, di cui abbiamo già un pochino accennato. Che la cura non è meccanica attenzione verso qualcosa, ma è una propensione verso qualcosa. Secondo me sì, e anche una continua attenzione, un continuo ascolto. È Può essere un'indicazione d'animo verso qualcosa, sì, la cura. anche. Per certi versi può essere stata, se non completamente vista, anche una modalità di sopravvivenza. Ma di questo parleremo dopo perché so che della cura tu ti occupi e in modo approfondito parleremo dopo. Continuiamo con queste domande bizzarre, così ti Vai. fai un po' conoscere al nostro fantastico pubblico di radioascoltatori. La cosa più difficile che sai fare? Ehm, hmm, La cosa più difficile che so fare è fare il genitore. E non sono neanche sicura di farlo benissimo, ma questo credo che sia il dubbio di ogni genitore. Credi anche tu che con l'avvento dei social, l'uso, diciamo, un po' incontrollato del cellulare, delle chat, eccetera, fare il genitore oggi sia più difficile? Io ho una figlia di 36 anni e mi rendo perfettamente conto che quando lei era piccola ero concentrata solo su di lei perché non c'erano altre distrazioni, tipo proprio i social, il cellulare, eccetera. Avevamo i citofoni, li chiamavamo i citofoni, no? Quindi non ci facevi molto se non giustamente alla telefonata. Credi che tutta questa velocità un po' infici il lavoro del genitore o lo complichi, ecco, lo renda un po' più Ci difficile? rende sicuramente tutti più distratti, noi e anche loro. E rischia di perdersi effettivamente un pochino l'aspetto legato alla cura. Ci vuole una grandissima attenzione, soprattutto perché penso che la stragrande maggioranza degli adulti sia fortemente dipendente e quindi è molto difficile distrarre, scusa, è molto più difficile mantenere la propria concentrazione ferma su qualcosa quando hai una continua distrazione che peraltro ti dà un sacco di dipendenza. Quindi. È vero, è vero. Io proprio su suggerimento di Monica Moro, che salutiamo, è stata una delle prime socie di Rete al Femminile che ho intervistato, ed è una coach, proprio sul suggerimento di Monica ho preso il cellulare e lo metto praticamente alla sera in un'altra stanza, lontano dalla camera da letto, lontano dal comodino. E sono notti, sto dormendo benissimo, quindi se volete un consiglio, prendete il cellulare, lasciatelo anche acceso, ma in un'altra stanza, se suona lo sentite, se suona la sveglia la mattina lo sentite, ma staccatevi dal cellulare, è proprio un consiglio che mi ha dato Monica, vabbè, per questioni ovviamente scientifiche, non perché fosse dipendente dal punto di vista psicologico, assolutamente, ecco, però è importante proprio prendere le distanze dal cellulare. Dunque, un sogno ricorrente. Allora, al momento non ho sogni ricorrenti, ne avevo uno da bambina, che era quello era molto molto scomodo come sogno, quello di dovermi difendere da qualcosa, ma non avere nessuna forza nelle braccia e quindi non riuscire a difendermi oppure magari riuscire ad arrivare, non so, a tirare un pugno, ma era come se ci fosse l'aria densa, no, e da non riuscire a colpire senza avere effetto. Ti restituiva un po' un senso di inadeguatezza, di mancanza Di di forza, grandissima impotenza. di impotenza, certo. Adesso non voglio citare sempre Monica Moro, ma so che tu ci collabori, quindi la cito sempre molto volentieri. Monica diceva che quando non hai un sogno ricorrente è un bene, perché vuol dire che tante cose le hai risolte, quindi il subconscio non viene a sfrucugliarti nella notte con delle cose. Esatto. E ti dirò, questo sogno ricorrente non ce l'ho più e l'ultima volta che ho fatto un sogno simile a questo è stato quando proprio sono andata in risoluzione rispetto a tutta la tematica legata all'impotenza che avevo, che peraltro non era solamente mia, ma era legata a un vissuto di un mio antenato in particolare a cui sono molto legata, che aveva un tema fortissimo legato all'impotenza e una volta lasciato andare il sogno che ho fatto nelle notti successive a questo lavoro è stato proprio di trovarmi nella stessa identica situazione, ma di fargli talmente tanto male a questo aggressore del sogno che è stato veramente la cosa più liberatoria del mondo. Meno male che era un sogno. Meno male che era un sogno.
Senti, di cosa hai paura? Ho paura di non essere un genitore adeguato. Allora, nella tua biografia c'è scritto che entri nella dimensione della cura. Cosa si deve fare quando si è da soli, quando non si ha una persona come te che ti sostiene, eccetera, eccetera, per capire da dove iniziare a prendersi cura di sé? Il primo passo Poi è sempre rivolgersi a professionisti come te. Quando una persona capisce che non si sta prendendo cura, cos'è la prima cosa che realmente può fare? intanto accorgersene. Il primo passo è sempre il primo passo. Io mi accorgo che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non è come vorrei, c'è qualcosa che non mi fa stare bene, c'è qualcosa che continua a tornare, 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 nonostante io pensi di averci già lavorato, perché spesso e volentieri i nostri vissuti hanno una tendenza a ritornare in modalità come una spirale, che tu guardi dall'alto e ti sembra di essere sempre nello stesso cerchio, no? Nello stesso loop, ma in realtà è una spirale, no? E ogni volta che lo guardi elabori un pezzettino come se stessi rosicchiando un enorme biscotto e cominci dai lati, no? E quindi cominci a rosicchiare. Una volta rosicchiato emerge qualcos'altro che è un pochino più dentro questo biscottone e vai avanti così. Però con questo andamento spiraliforme che certe volte ti dici, ma cavoli, sono di nuovo qua, ma no, non l'avevo già fatta sta roba. Mi hai restituito l'immagine della scala a chiocciola, no? Vai verso, però scendendo e scavando vai verso l'alto. In È realtà una sì. scala a chiocciola, cioè è esattamente poi il contrario, no? È un po' come la poesia, che scavando, scavando, scavando tira fuori, e c'è tanta poesia, no? Ma anche nel tuo lavoro, anche solo per come ti sei presentata sul tuo sito, io sono rimasta affascinata, ti prego, poi non dimentichiamoci la questione dei cappelli, perché ci tengo tantissimo a parlare dei tuoi cappelli, perché io sono un'appassionata di cappelli, quindi poi ne parleremo. Poi hobby oltre ai cappelli. Allora, sono una multipotenziale e quindi ogni volta che trovo un'attività creativa che solletica le mie mani, e sono anche molto pratica, ho proprio bisogno di usare le mani, mi ci lancio a pesce, quindi dipingo muri, faccio puzzle, leggo un sacco di libri, ancora non smetterò mai, film. Mi sono data al macramè a novembre, ho deciso che il macramè era la mia strada per questo. Che meraviglia! Tutti i regali di Natale di quest'anno sono stati in macramè, l'anno scorso erano cappellini di lana, quindi insomma sono bravissima a montare mobili Ikea. Ah, bene, beh, hai detto niente. Hai detto niente, cioè la gente impazzisce. Quindi. E quindi sono tutte attività manuali che mi permettono in realtà, nel mentre che faccio con le mani, di lasciare che la mente sia libera di vagare e di divagare. È proprio un atto meditativo per me diventa. Devi essere anche fortunata, perché oggettivamente adesso, tornando un attimo al montaggio dei mobili, senza citare i brand, no? Ma quando sei lì che monti le cose, ti manca sempre un pezzettino, manca sempre la brubolina, ti manca sempre il pezzettino. Quindi tu oggettivamente sei anche fortunata, perché se non hai difficoltà, sei una super esperta, ti assicuro che sei anche fortunata, perché più delle volte mi sono ritrovata sul "e mo' che si fa?" Quindi come Sì, fare il pezzo, eccetera, è eccetera. vero, poi è quel momento, è il momento in cui devi trovare soluzioni creative e alternative per poter far funzionare tutto, anche se ti manca qualcosa. Allora, se mi rispondi la Svezia, ok, dove vorresti vivere? In collina. Ah, che bello! Perché tu comunque dove nasci? No, io nasco a Reggio Emilia, ma pianura, Ah, ok. dritta, però Però ti piace quella collina, ti piace la le collina, colline reggiane sono sempre nel mio cuore. appunto. E quindi hanno un'energia particolare, un'energia che in realtà, cioè io adesso abito sotto le montagne, perché Lecco è sotto le montagne, baciata dal lago. Queste montagne hanno un'energia completamente diversa, hanno una sorta di rigore interiore. Sono più dure, le colline sono molto più morbide, accoglienti, Esatto, c'è dicono questa tutti. morbidezza, questa accoglienza e per certi versi l'Appennino tosco-emiliano ha questo. È affascinante, insomma. Anche le colline marchigiane devo dire che hanno il loro perché, le colline in generale mi piacciono molto.
Anche perché sono antiche, Certo, ma bene, bene. ancora più antiche delle montagne che adesso noi consideriamo montagne, quindi hanno tanta Devo memoria. tornare in collina allora. Dunque, qual è il tuo rapporto con i social? È un rapporto ambivalente, li utilizzo per lavoro con molta poca assiduità perché ho movimenti ondivaghi in queste attività, quindi ci son dei momenti in cui mi sento molto più in vena di condividere tematiche o, aspetti lavorativi e altri invece in cui proprio mi chiudo nel mio angolino e preferisco stare con me stessa e basta. Una cosa che detesti? Le bugie, tantissimo. E cosa fai quando ti accorgi che qualcuno ti ha detto una bugia? Mi ascolto, è l'unico modo per poter uscire dai movimenti interiori che mi portano alla bugia o il non mantenere la parola data. Quelli sono perché ritornano con la coerenza di cui parlavo prima. Certo. Una cosa che ami? Una cosa che A parte amo, i capelli. mh, i tramonti. Ah, che meraviglia. Poi sulla collina, il tramonto. Mh. Vabbè, senti, parliamo di questi cappelli, perché io dai, parlami di questi cappelli, io sono affascinata dai cappelli, li amo, anch'io ne ho tantissimi. Raccontami dei tuoi cappelli. Allora, ti racconto dei miei cappelli figurati. Mh-mh. I cappelli figurati sono i tanti ruoli che ognuno di noi ha, incarnato e incarna nel corso della sua vita. Partiamo da quello di figlia o di figlio, che spesso cerchiamo di tenerci bello stretto e di indossare il più spesso possibile, perché poi nel momento in cui viviamo la nostra vita adulta, ci sono dei momenti in cui ci ricordiamo di quel cappello e ci verrebbe tanta voglia di mettercelo, oppure andare a trovare i nostri genitori, se siamo in buoni rapporti coi nostri genitori, e farci coccolare come quando eravamo piccoli. Sono quei momenti di cura che riceviamo. E poi ci sono quelli da adulti, no, i cappelli professionali, i cappelli quelli un pochino più autorevoli, più austeri, ci sono quelli più giocosi, ci sono quelli più, ludici, ci sono quelli legati ai ruoli familiari che ci troviamo ad avere, quindi di nuovo quello del genitore. Quello del genitore è un cappello che certe volte è molto scomodo, perché è un cappello matrioska certe volte, no, ha in sé alcuni pezzi del cappello adulto e poi si infila sempre sotto quello il cappello bambino, che è un po' una cuffietta di lana che metti in testa. È solo che quando sei adulto e certe volte ti trovi in situazioni con i tuoi figli che possono diventare complicate, perché magari c'è un conflitto o c'è una situazione che ti devi trovare a gestire con loro e non sei completamente a posto con quella situazione, il tuo cappello bambino ti si infila da solo in testa e reagisci come un bambino e quindi ti ritrovi in una relazione tra 2 bambini che difficilmente riescono a trovare, un modo. Il genitore dovrebbe riuscire a vedere di stare per indossare il cappello bambino, toglierselo subito e dire: "Dopo. Questo lo faccio dopo da sola, possibilmente non davanti ai miei figli, ci pensiamo dopo, però adesso io mi devo prender cura di qualcun altro. Del mio bambino ferito, di quel cappello lì mi occupo dopo." Ed è un equilibrio da funambolo per un genitore, riuscire a stare in questa situazione di equilibrio. Ehm, non so io vorrei tanto essere un genitore che riesce a essere ancora più in equilibrio rispetto ad adesso, ma è sempre un work in progress, siam sempre in corso e spero a un certo punto, quando avrò 80 anni, di considerarmi un genitore sufficientemente buono alla Winnicott. Perché Adesso ci fermiamo per qualche secondo e ritorniamo tra pochissimo. yes. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale.
Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Intanto volevo dirti che poi penso che tanto loro stoppino qui, quindi insomma andiamo avanti a parlare lo stesso qualche secondo. Ti chiederò poi dopo che cappello avresti indossato oggi per questa intervista, perché ero curiosissima mentre ne parlavi, ero curiosissima. Vediamo, 24, non so come siamo messi. Aspettiamo qualche secondo. Yes. Va bene, abbiamo ancora una domanda che è cosa ti fa ridere, poi passiamo proprio nel vivo delle trattative, come diceva il grande Enzo Tortora. Va bene, eccoci di nuovo qua. Dunque, cosa ti fa ridere? Cosa mi fa ridere? Le battute di mio figlio ha un bellissimo sense of humor e quelle assurde, quei piccoli motteggi assurdi che ogni tanto emergono dal nulla. Mio nonno era un grandissimo comico, non di professione, però faceva delle battute che solo noi in famiglia ridevamo, ma le adoravamo. Era anche autoironico, immagino. Assolutamente, assolutamente. Perché per essere comici bisogna partire da lì, c'è poco da fare. Perché sì, è vero, un'osservazione della vita, della società, ma se non parti dall'osservazione di te stesso, apprendere di te stesso, non puoi diventare comico. Secondo me l'ironia senza l'autoironia rasenta la cattiveria. L'ironia È vero. che parte dall'autoironia è tutta un'altra cosa. Questo è quello che penso io, perché sono autoironica fondamentalmente. Dimmi, anzi, ti cambio la domanda perché volevo chiederti, dimmi che cappello ti saresti messa in testa tu oggi per questa intervista, ma ti cambio la domanda, dimmi che cappello metteresti in testa a me per questa intervista oggi. Io andrei, guarda, il cappello del matto. Allora. Nell'archetipo delle carte dei tarocchi, proprio lo spirito libero che gioca con le parole, con senso. È vero, grazie. No, mi piace questa tua visione. Senti, come diceva il grande Enzo Tortora, entriamo nel vivo delle trattative nella tua biografia sul tuo sito che, se non ricordo male, è www.valentinacavalieri.it. Stavo dicendo Lina Cavalieri, adesso te lo dico questa cosa. Mi viene in mente Lina Cavalieri di Fornasetti, quindi la musa ispiratrice di Fornasetti. E vabbè, comunque, tornando a bomba sul tuo sito, nella tua biografia parli di come sciogliere e lasciare andare le memorie non elaborate del passato. Quindi noi abbiamo dentro di noi tutta una genetica della memoria, mettiamola così. Tu parli anche dell'eredità della memoria, proprio di quella che arriva dai nostri avi. Ti prego, aiutaci a risolvere questo problema, che veramente non se ne può più. A parte il fatto che noi siamo della generazione dei sensi di colpa indotti, ma dentro quei sensi di colpa indotti c'è anche tutta la tua materia. Aiutaci, liberaci dalla memoria, quella tossica però, non quella bella e pura. Partiamo da un presupposto, che il passato non si cambia. È lì ed è così com'è, quello che è stato è stato. In realtà quello che noi possiamo cambiare, o perlomeno trasformare ed evolvere, è il come noi abbiamo vissuto quell'esperienza e il vissuto che noi abbiamo rispetto a qualunque situazione sia successa è, oltre a essere estremamente personale, è anche legato a sensazioni tattili, è molto fisico. Cioè la memoria non è solamente un aspetto principalmente cerebrale, peraltro io tenderei a sconfessare questo mito del fatto che la memoria sta solo nel cervello. Abbiamo più di un cervello, abbiamo almeno altri 2 cervelli che sono il sistema nervoso enterico, cioè la pancia, e il sistema nervoso cardiaco, e
il sistema nervoso cardiaco, con i suoi 40.000 neuroni, ha la capacità anche di memorizzare. Il mio è molto nervoso, il mio sistema è molto nervoso ultimamente. E il nostro corpo memorizza attraverso schemi automatici, memorizza attraverso movimenti, azioni o azioni interrotte, perché poi in realtà quello che è una memoria che non abbiamo completamente elaborato si caratterizza è caratterizzata dal fatto di avere un aspetto che può essere un movimento che non abbiamo compiuto, un movimento interrotto, no? Un qualcosa che avremmo voluto o potuto fare ma non abbiamo fatto. E questo si porta dietro anche delle componenti emozionali pesanti, come il avrei voluto, il mi sento sbagliato per non averlo fatto, o il senso di impotenza di cui abbiamo accennato prima, e non solo. I rimpianti un po', no? I rimpianti, rimuginare, eccetera. Che caricano tantissimo a livello emotivo quello che è il nostro sistema. E poi c'è anche un aspetto legato al fatto che quello che noi non abbiamo completamente elaborato è stato perché era troppo per noi in quel momento. Non Troppo passava per... dal buco dell'imbuto in pratica, se Esatto. fatto là, no? Esatto, è quel troppo che il nostro sistema, per preservarsi, perché è una mera questione di sopravvivenza per il nostro sistema, mette da parte nel classico armadio pieno di scheletri e lo lascia lì in attesa di futura elaborazione, come quando sulla scrivania sei pieno di fogli di fianco e dici ok, questo lo farò, e la pigna si alza sempre di più di fogli di cose da fare, perché in quel momento non puoi farle, perché le devi fare in un secondo tempo, no? Quando è il momento giusto. E il momento giusto può avvenire, non è detto che debba avvenire per forza, perché non sempre siamo pronti o non sempre desideriamo farlo, soprattutto, e nel tempo, perché noi non siamo le stesse persone adesso che eravamo quando c'è successa quella cosa. Siamo cambiati enormemente, ogni giorno cambiano le nostre cellule continuamente, cambiano le nostre vie neuronali, creando nuove connessioni rispetto a quelle che ci sono. E tutto cambia, tutto fluisce. Il punto è muoversi in questo cambiamento e arrivare nella situazione in cui ci sentiamo pronti per aprire quell'armadio e vedere cosa c'è dentro, dall'adulto che siamo adesso, cioè nella posizione in cui ci troviamo adesso e non più là. Perché quello che succede tenendo tutti quegli scheletri dentro l'armadio è che non restano lì silenti a far finta di niente e smettono di esistere. Loro continuano ad esistere, continuano a segnalarci che ci sono, come se ci fosse una luce che lampeggia continuamente quando noi ci troviamo in situazioni che più o meno ci risuonano con quello che era successo nel passato. È un po', no, parlando dell'armadio, noi tante volte teniamo nell'armadio delle cose che non usiamo, ma le teniamo lì ma non si sa mai. Ecco, dobbiamo un po' liberarci di quel ma non si sa mai, perché andando avanti, quello che sono oggi non è detto che si riproporrà, perché ma magari dimagrisco, ma magari ingrasso, ma magari vado là, poi in realtà sai che non ci andrai mai là. Cioè, quelle non si sa mai, bisogna un attimino liberarsi da questa cosa perché secondo me ci condiziona tantissimo, è vero? Non solo nell'armadio che teniamo cose che non usiamo per 10 anni, non abbiamo mai il coraggio di buttarle via. Liberatevi, liberatevi. Cioè lei è la donna che vi aiuta a liberarvi, altro che Marie Kondo, cioè ordine e liberazione. Sì, è la Marie Kondo delle tematiche interiori. Esatto, esattamente. Allora, va bene. Dunque, sul tuo sito, ok, io ho letto molto attentamente perché veramente è bellissimo, proprio ti prende, non c'è scritto da nessuna parte che tu sei poetessa, è poesia allo stato puro, quindi ma io scriverei da qualche parte anche slash poeta o poetessa, come vuoi, insomma. Adesso devo dire una cosa, la Hashmatova si faceva chiamare poeta e quindi io continuo a dire poeta anche se è poetessa in realtà. Va bene, sul tuo sito spieghi chi è pronto per rivolgersi a te e chi no. Cioè, tu sei molto chiara, no?
tu dici che il cambiamento parte dalla volontà di cambiare, perché se non vuoi approfondire troppo, e non ce n'è un troppo, troppo poco, devi approfondire, punto. E come dicevi tu prima, devi andare fin dove arriva, no? Non sei tu che decidi, vabbè, adesso sono arrivata fin qui, adesso basta, perché poi quel pezzettino lì probabilmente ti si riproporrà, no? Nell'armadio con non si sa mai, no? Ecco. Dunque, tu praticamente sei molto chiaro e dici, se tu non vuoi assumerti la tua responsabilità delle tue azioni presenti, passate e future, non stai cercando, stai solo cercando un amico, qualcuno con cui confidarti, ma non hai la reale intenzione di apportare cambiamenti. Ci vuoi parlare un po' di questa difficoltà? Cioè uno sa che deve cambiare qualcosa, ma non fa mai il primo passo. Non fa mai il primo passo perché? Perché ha paura. Che paure ci sono dietro a questa rigidità, insomma, a questo non voler fare il primo passo? Perché poi hai fatto il primo passo, hai fatto già tantissimo. Raccontaci un po' come si fa ad andare La proprio. paura del cambiamento è una paura atavica. Il nostro sistema è costruito per sopravvivere. Poi sta a noi vivere e supervivere. Però intanto il nostro... Supervivere, non sopravvivere, supervivere, signori. Prendete Esatto. nota, supervivere, non sopravvivere. Vivere in modo super. Sì, al massimo del nostro potenziale. In realtà il nostro sistema dà la priorità assoluta alla sopravvivenza e tutto ciò che ha conosciuto e di cui ha fatto esperienza, lui o i suoi antenati, peraltro, quindi non è solamente un tema biografico personale esclusivamente, ma tutto ciò di cui noi abbiamo fatto esperienza, avendone fatto esperienza, lo conosciamo e quindi il nostro sistema lo sa gestire. Ma pensare che ci sia là fuori qualcosa di nuovo, di diverso da quello che conosciamo, che magari ci fa anche benissimo, perché è proprio quello che ci serve per andare oltre, per stare bene, essere finalmente felici come noi vorremmo essere. Ma noi non siamo mai stati felici, non sappiamo neanche cosa significa essere felici. È spaventoso, è veramente spaventoso, perché implica uccidere delle parti di noi che stanno bene così come sono, perché è l'unica cosa che conoscono e conoscendola la sanno gestire. E il muoversi verso un cambiamento è un grandissimo atto di coraggio ed è molto potente. È un atto di coraggio e forse non tutti vogliono o possono farlo nel momento in cui si trovano adesso. Poi chissà, cambiamo sempre, quindi adesso no, Come se domani ci chissà. accomodassimo sull'unica sedia disponibile, non andando a pensare che magari in un'altra stanza c'è una poltrona, una Esatto. poltroncina, in un'altra ancora c'è un divano comodissimo, in un'altra c'è un boudoir elegantissimo sul quale ti puoi stendere e sentirti una diva. Ecco, Esatto. è questo, no? Un po'. Sì. Quindi non abbiate paura di cambiare. Allora, c'è un imprenditore visionario che ti ha ispirato nella vita, Ma nel lavoro, un collega? colleghi moltissimi, mentori, chi mi ha insegnato molto di quello che faccio, per esempio Andrea Fredi, Michela Crivellaro, sono dei coach e dei mentori che io stimo tantissimo e che mi hanno dato veramente tantissimo, sia professionalmente che umanamente, e che mi hanno permesso di vedere come sia possibile andare nel mondo portando con totale coerenza, trasparenza e autenticità esattamente ciò che fanno. Nella totale coerenza, nella totale pulizia. Io lo trovo meraviglioso, lo trovo veramente meraviglioso, perché uno dei rischi che secondo me c'è quando lavori con dei professionisti della relazione d'aiuto, è che tendi un pochino a idealizzarli e dire ok, vabbè, se fanno questo lavoro sono sicuramente risolti, sono a posto, sono grandi saggi e hanno tutte le risposte.
No, no, no e no, in nessun caso. Siamo tutte persone in cammino. Semplicemente noi ci troviamo a un punto diverso del cammino. E portare anche le proprie vulnerabilità, le proprie paure, le proprie difficoltà nel mondo, per me è un segno di grande coraggio, ma anche di necessaria autenticità. Cioè io sono questo, io sono la persona che può accompagnare, ma sono anche la persona che ha avuto bisogno di essere accompagnata e ha ancora bisogno di essere accompagnata da qualcun altro. È come se fosse un lunghissimo girotondo o una fila, no? In cui ci teniamo tutti per mano e io mi faccio guidare da chi c'è davanti a me e guido chi c'è dietro di me. Certo. Senti, no, mi stava venendo in mente nell'evoluzione dall'anima, ma qui citiamo ancora la Sì, nostra amica collega Monica Moro, quindi sì, sì, insomma. sì, sì, ma assolutamente, perché è come se ci fosse un lunghissimo filo dorato che ci unisce tutti quanti e da cui ognuno trae nutrimento e ognuno prende ciò che gli serve, ciò che è in grado di gestire in quel momento, chiaramente. Ed è però è infinito questo filo, no? Ci siamo tutti collegati, siamo tutti connessi ed è un'unica sorgente. Quello che gli scienziati, Rupert Sheldrake chiama il campo morfogenetico, o psicologi come Jung parlavano di inconscio collettivo. Stiamo parlando della stessa matrice. È una matrice di informazione, noi siamo tutti collegati a questa matrice di informazione, senza andare a citare il film che non vedo da una vita, quindi non riuscirei neanche a fare dei collegamenti a Matrix come vorrei, ma credo che Monica nella sua intervista li abbia già fatti, quindi non vado... Sì. Adesso mi è venuta in mente l'immagine della sinapsi, Sì, è questa, no? Quello che c'è nel nostro cervello è quello che c'è anche fuori nell'universo. Ecco perché poi noi siamo fratelli dell'universo, perché è quello, no? Il concetto. precisamente. Senti, visto che anche voi che fate questi lavori pazzeschi, meravigliosi con le energie, eccetera, eccetera, fin fine anche voi pagate le tasse, pagate le bollette, andate a fare la spesa al supermercato, siete umani come tutti noi, no? Anche se non si direbbe. Scendiamo proprio nel pratico adesso e diamo 3 consigli ai nostri radioascoltatori, consigli spendibili proprio nel quotidiano. Qual è il primo consiglio che ti senti dare, partendo proprio dal tuo lavoro, dalla tua esperienza nel quotidiano? Cosa fare? Cosa fare per aiutarsi? Si dice aiutati che Dio ti aiuta, come facciamo ad aiutarci? Poi dopo veniamo anche ci rivolgiamo sicuramente anche a professionisti come te, ma io nel mio piccolo da solo cosa posso fare quando capisco che qualcosa non va? Allora, intanto ascoltarsi. Ok? E non a un livello superficiale e della serie, ok, sono arrabbiato, sì, perché sei arrabbiato? Vai più in dentro, vai più in profondità, ascoltati con attenzione, perché è lì che trovi le risposte, è oltre. E soprattutto ascolta anche quell'emozione, quella sensazione che arriva, senza scappare. Perché se cerchi di evitarla, torna ancora più potenziata e magari in altre situazioni, no? È come quando cerchi di chiudere col coperchio una pentola che in realtà sta bollendo e sta schizzando fuori cose. Puoi chiuderlo, ma poi quando lo apri rischi veramente che ci sia un effetto ancora più grande, no? Intorno a te. E quindi ascoltarsi, punto primo, con grande profondità e grande attenzione. La seconda cosa è chiedersi, e questa è un'azione, in realtà qual è la cosa più piena d'amore che io posso fare per me in questo momento? Che potrebbe essere spostarmi da una situazione, potrebbe essere fare qualcosa di difficile per me, ma che so che è la cosa più piena d'amore, peraltro non è solo rivolto a me stesso, perché se io faccio una cosa piena d'amore per me, non la faccio solo per me, la faccio anche per gli altri. E quindi provare a navigare in quella scomodità che sta nel fare le cose piene d'amore, perché non è comodo, non è sempre comodo, anzi, quasi mai, direi. La terza cosa è disconnettersi. Disconnettersi Sicuramente, come abbiamo per detto. esempio, esatto, dal cellulare, ma da quello che c'è fuori per connettersi dentro.
e connettersi al proprio sentire, alle proprie emozioni. Io tendenzialmente lascio ascolto, perché sono un'ascoltatrice, ma quello che mi piace di più di ascoltare rispetto alle parole che qualcuno dice è il corpo. Il corpo racconta storie, il corpo nella sua postura, nei suoi movimenti, trattiene e contiene memorie, storie. E a me piace molto ascoltare quelle storie lì, quindi provare a stare da soli con se stessi per ascoltarsi, questo è importante per me. Ecco. Ma che meraviglia. Grazie, perché veramente è stato molto interessante ascoltarti e io sono convinta che bisognerebbe farne 10 di interviste a ognuna di voi, perché tanta materia animica, come la chiamo io, che è il nostro reale valore. Dunque, abbiamo ancora 5 minuti. Qual è la ricetta di donna per i radioascoltatori di Radio Libertà? La tua ricetta di donna? Fare rete alla grandissima. Non siamo fatti per stare da soli, mai, mai. E non è sto facendo ricerca di un partner nella vita, proprio no, è un fare rete. Siamo animali sociali, siamo fatti per stare tutti insieme e per vivere insieme, e il vivere comunitario è ciò che ci permette in realtà di progredire. Si va avanti insieme, non si può andare avanti da soli. E Certo. quindi fare rete, trovare persone, spiriti affini con cui creare qualcosa di nuovo. Che poi è quello che hai detto prima anche, no? Relativamente proprio alla sinapsi è una rete. Esatto. È sempre quello, torna tutto lì, alla rete, proprio alla condivisione, al passaggio di informazioni, alla trasformazione poi, no, delle informazioni, eccetera. Bello, mi è piaciuto tantissimo ascoltarti, ti ringrazio tantissimo. Abbiamo ancora 4 minuti, dici ancora qualcosa di super interessantissimo del tuo lavoro, perché è tutto super interessantissimo. Approfittiamone ancora, ti prego. Dacci un altro consiglio. Consigli. No, io non do consigli. Consigli non ne do quasi mai, anzi direi mai. È una cosa che non ho mai fatto neanche prima di iniziare a fare questo lavoro, i consigli no, perché non posso sapere, no, cosa c'è nella scarpa e nella vita di qualcun altro, quindi io non essendoci dentro non posso dare consigli. Quello che posso fare è dare suggestioni. Certo, È un mi piace, mi piace. vero? È stata obbligata prima a darci dei consigli e non ce li avrebbe dati. Esatto, esatto. Dacci 3 consigli. No, però sono comunque interessantissimi, perché sono comunque dei consigli che sono un po' delle, diciamo, le sane abitudini, no? Che uno dovrebbe usare. Quindi insomma diciamo che insomma sono consigli, non è vero che uno dice vabbè, dai consigli solo quando sono richiesti, no? Ecco, siccome te l'ho chiesto, hai fatto benissimo a darci, te ne chiederei altri 10 di consigli, perché sono tutti molto interessanti, ma ti prego di tornare, anzi, ma tutto sicuramente tornerai, poi tu mi sembra al calendario ci rivedremo più avanti, forse a inizio giugno, e quindi scopriremo altri cappelli, altri modi di prendersi cura. Adesso dimmi, dai, velocemente, che cappello ti saresti messa tu oggi? Su, Che cappello mi sarei messa oggi? Quella dell'esploratrice. Wow! Sì. Sei sempre coerente, eh? Sei Sì, sì, sempre sì. coerente con quello che è fantastico. È Sì, sì, sì. bellissimo sentire proprio che c'è questa continuità, proprio il tuo pensiero è un pensiero solido, perché sennò non daresti queste risposte di pancia, ma che sono realmente coerenti. Che bello! È tutto, quando ti guardi indietro, no? E riconosci tutti i pezzi della vita che si ricompone un puzzle, è per quello che mi piacciono così tanto i puzzle, perché sono così tanto simili anche al lavoro che faccio, o il contrario, il mio lavoro mi piace così tanto perché è così tanto simile ai puzzle che amo tanto. È proprio un ricomporre i pezzi, e ti guardi indietro e dici, cavoli, come avrei fatto senza quel pezzo lì?
ad essere la persona che sono adesso, no? E poi quando tutto è ricomposto ti guardi indietro e vedi un disegno stupendo. Lei era Valentina Cavalieri, la trovate sul sito www.valentinacavalieri.it oppure sul sito di Rete al Femminile. Io vi saluto, vi ringrazio te Valentina per questa bella chiacchierata. Auguro a tutti voi buona radio. Buona radio. A presto. Avete ascoltato Pesca dalla rete, le voci fiere di una nuova prospettiva.